Una targa per ricordare il professor Daronco. Da figlio, qual è la soddisfazione? Beh, la soddisfazione è grandissima, l'emozione è ancora forse più grande della soddisfazione. E il posto è un posto fantastico che ricorda la storia del nostro Friuli, ricorda anche le sue battaglie politiche, proprio a fianco di quella scala che ha salito tante volte in occasione del Consiglio Comunale di cui lui faceva parte. La targa ricorda proprio i due aspetti della sua vita. Sono l'aspetto politico, l'animatore delle battaglie per il Friuli, il fondatore del Movimento Popolare Friulano, e anche l'aspetto scientifico, perché è ricordato il fatto che fosse un docente di filologia romanza. Lui ci teneva molto proprio per la teoria dell'origine delle lingue e della lingua friulana in particolare, che ha sempre impegnato la sua carriera professionale. E quindi sono molto riconoscente alle due amministrazioni che si sono succedute, l'amministrazione di Pietro Fontanini, che ha avuto l'idea assieme all'Arlef, l'Agenzia per la lingua friulana, con William Cisilino, e l'amministrazione del sindaco De Toni, che ha continuato, ha voluto riprendere l'iniziativa e portarla a compimento. Quindi i due aspetti, sia quello politico che quello scientifico-culturale, sono stati ben interpretati proprio dalle due amministrazioni che si sono succedute, dai due sindaci che si sono succeduti. Beh, direi una giornata particolarmente importante perché appunto si è voluto riconoscere finalmente che una figura come quella di Jacopo Pirona, che ha senz'altro compilato il primo vocabolario della lingua friulana, ha anche saputo però dare vita ad un'istituzione come questa, come la Biblioteca Civica di Udine. Inizialmente non voleva essere puramente una biblioteca, ma voleva essere biblioteca e museo, cioè il luogo deputato alle memorie storiche della nostra regione. Memorie tutte quante materiali, sia memorie documentarie in quanto manoscritti, ma anche documenti come statue, come manufatti di ogni tipo. Quindi un luogo deputato proprio alla cultura a 360 gradi della regione. Lui ha lottato per una vita per la realizzazione di questo monumento e a questo punto è riuscito, poco prima di morire, nel 1866, a vederlo realizzato. Lelo Tiantun, come lo ha definito Carlos Gorlón, è stato una delle personalità più importanti e significative del Friuli del dopoguerra. In particolare, Lelo Tiantun viene ricordato perché assieme a Giuseppe Marchetti fondò il 9 gennaio del 1949 sul castello di Fagagna il gruppo letterario di Risultive, che fu in pratica la risposta di Ca' Dalaghe alla fondazione dell'Accademiuta di Lenga Furlana, fatta da Pasolini a Casarsa il 18 marzo del 1945.